Pensiero del giorno, mercoledì 3 luglio. Docilità verso ogni prossimo. Non sempre ci viene chiesto di dare la nostra vita per gli altri, fino a immolarla totalmente, come ha fatto Gesù. Tuttavia, per amare veramente il prossimo, bisogna vivere bene tutte quelle piccole o grandi morti che la carità reciproca ci chiede. Dimenticare se stessi, staccarsi dalle cose, dalle proprie idee, dai propri interessi, per essere totalmente rivolti verso gli altri. Farsi uno con chi soffre, diminuendo così il dolore degli altri, o farsi uno con chi gode, moltiplicando così la sua gioia. E questo è veramente un morire, vivere per gli altri, vivere per gli altri. Implica l'abnegazione a se stessi, la morte spirituale di se stessi. Poi, quando si comincia ad amare gli altri in questo modo e a sua volta si è amati, si scopre che si passa a un piano superiore della vita, dello spirito. Si nota un salto nella propria vita interiore. Si conoscono i doni dello spirito in modo nuovo, una gioia mai provata prima, una pace, una gentilezza, una magnanimità. Si acquisisce una nuova luce che aiuta a vedere ogni evento in Dio. Allo stesso tempo, questo amore reciproco testimonia Cristo al mondo. Gesù ha detto: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Giovanni, capitolo 13, versetto 35. Testo di Chiara Lubick. Parola di vita. Luglio 2024. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.